Una folle fuga a più di 150 km all'ora, superando anche semafori rossi e con un tasso alcolico da record. È un miracolo che non abbia causato tragedie la corsa di un ventenne trevigiano che ha concluso la nottata rocambolesca uscendo di strada, fortunatamente senza conseguenze fisiche, bloccato dalla polizia stradale dopo l'inseguimento sulla strada statale 13. Il giovane, a bordo di un'utilitaria, alla vista della pattuglia che stava effettuando controlli in zona Spresiano, invece di rallentare ha accelerato dandosi alla fuga, seguito dagli agenti lungo la Ponte Bana. Un inseguimento conclusosi a Susegana con lo schianto della Fiat Punto. È solo dopo che il ventenne, uscito illeso dall'auto, è stato sottoposto al controllo si è capito il perché della fuga. Il tasso alcolemico del giovane è risultato essere superiore di 4 volte il limite di legge. Per non aver rispettato lo stop al primo posto di blocco e per le numerose e pericolose infrazioni commesse nel corso della fuga, il ventenne si è visto ritirare la patente e contestare violazioni che prevedono sanzioni per varie migliaia di euro, oltre alla decurtazione di 50 punti della patente.